Amici di Radio In Guest, ben ritrovati anche questa settimana. Siamo con Giuseppe Ruolo, assessore al Comune di Cividale del Friuli, allo sport, alle manutenzioni, alle politiche giovanili e al personale. Mamma mia, quanto impegno hai! Benvenuto. Ciao Igor, grazie mille. Diciamo che qualsiasi delega uno abbia in ambito amministrativo è comunque impegnato e se lo fai bene è abbastanza impegnativo. Fa parte del gioco, dai, mettiamola così. Fa parte del gioco, ma soprattutto anche fa parte della tua caratteristica personale, perché sei una persona di cuore che si sta attivando e sta facendo tantissime cose belle. Però Giuseppe Ruolo da dove arriva? Dall'associazionismo sportivo. Io ero un animatore che gestiva insieme ad altri collaboratori il centro vacanze comunale di Cividale. Ho iniziato quando avevo 16 anni, da quando avevo 6 anni giocavo a calcio e in questi ambiti, diciamo così, chi di dovere mi ha individuato, mi hanno fatto la proposta e io in maniera abbastanza incosciente, perché non sapevo a cosa stavo andando incontro, però sono uno che segue abbastanza i segnali e le occasioni che arrivano lungo il cammino della vita. Ho detto di sì, mi sono messo in gioco e adesso mi trovo qui dopo 10 anni di amministrazione. Giuseppe Ruolo, qual è il tuo ruolo quindi sia all'interno dello sport che pratichi, che sei uno sportivo tu personalmente, ma anche a livello sociale, anche a livello politico, visto che hai comunque abbinato questi due ruoli? Ho sempre avuto una forte propensione allo sport, mi piacciono in generale un po' tutti gli sport, poi ognuno diciamo sceglie quello che più lo appassiona. Io a 6 anni, dopo una breve prova nel basket, ho provato il calcio e lì mi sono fermato fino a quest'anno e poi da 5 anni mi hanno dato l'onore e anche l'onere ovviamente di fare qualcosa per lo sport in generale. Veniamo proprio a questo, la festa dello sport. Poi tra l'altro è uno degli eventi che ha caratterizzato le attività del comune e le attività di Cividale stessa. Quando nasce e che cos'è la festa dello sport di Cividale del Friuli? La festa dello sport diciamo che ha delle radici molto lontane, ma erano state riprese solo qualche anno fa dalla collega passata che era la consigliera Marcolini, che l'ha riportata in auge perché vuole essere innanzitutto un metodo per promuovere. Contiamo 35 associazioni sportive che vanno dal sub alla pallavolo, basket, calcio, scherma, judo, karate, e poi nel tempo è diventata anche un'ulteriore occasione per portare la gente a Cividale, quindi anche per dare un contributo a quello che può essere il turismo, che è la vocazione più forte che ha la nostra città, soprattutto dopo il 2010, dopo il riconoscimento UNESCO. Quindi diciamo che abbiamo cercato di unire le due cose, cercando di creare uno spirito di squadra fra le varie associazioni che ha tirato in città centinaia di curiosi, tra cui tanti sportivi ma anche non sportivi. Anche turisti. Insomma, all'inizio di settembre, questo è il periodo più o meno quando organizzate la festa dello sport. Come vi siete organizzati per gestire queste restrizioni in questo momento? Cosa farà quest'anno la festa dello sport di Cividale, Giuseppe? I protocolli rendono molto difficile creare eventi come la festa dello sport. Amministrazione, ahimè, quest'anno abbiamo dovuto soprassedere anche all'idea di organizzare il consueto appuntamento del Palio di San Donato. Diciamo che il nostro primo obiettivo in questo momento è quello di dare l'opportunità alle nostre associazioni di riprendere a fare attività sportiva e per fare questo abbiamo deciso di devolvere tutte le risorse che avevamo messo in campo in ambito sportivo, che comprendeva appunto anche diversi eventi anche di carattere nazionale e internazionale, che per quest'anno lasceremo in sospeso per concentrarci al sostegno delle nostre associazioni. Stiamo cercando di valutare più che altro una sorta di pubblicità attraverso i social. Insomma, Cividale è sempre quindi a sostegno dello sport. Siamo arrivati alla fine, noi ti ringraziamo di essere stato qui a Radio In Guest, questa rubrica che Radio Company dedica agli organizzatori e agli amministratori degli eventi principali in regione. I saluti, ma ovviamente se c'è qualcuno da ringraziare lo puoi fare assolutamente. Permettimi, sono a fine mandato e tra poco ci imporranno il silenzio, come è giusto che sia, però colgo questa occasione che è pubblica per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato in questi anni con me, con i miei uffici, e parto proprio da loro a ringraziarli, chi ha coordinato la festa dello sport, a tutte le associazioni che hanno fatto sì che questi 5 anni
sono diventati un trampolino di lancio. È notizia di pochi giorni fa di questa nuova realtà cestistica che si è venuta a creare a Cividale, che riporterà il professionismo a Cividale, una Serie B, 2 Serie C, di basket che potremmo godere presso il palazzetto di Via Perusini, cosa che mancava da quasi 20 anni a Cividale, e da solo non sarei riuscito assolutamente a concretizzare. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano. Grazie Giuseppe Ruolo, noi ti facciamo i nostri auguri, a risentirci a presto con la libertà di poter condividere i bei momenti passati insieme. Grazie ancora.